Ciao a tutti, nuovo video, vediamo un attimino che non mi ricordo, adesso ce li ho qua tutti in lista, li ho chiamati commentare 1, commentare 2, commentare 3, commentare 4, quindi quando li apro non so assolutamente cosa si trova, so solo che è lì in lista per essere commentato. Ah, ok, è un video di Cromo con Tos, Cromo è sardo, quindi della ormai trilogia, quadrilogia, non so quanti ne ho già postati, insomma, della serie Cromo è sardo, che mi raccontò Cromo, per chi sta seguendo le loro avventure, che nemmeno si conoscevano, cioè si sono beccati casualmente in partita, si sono trovati bene, si sono scambiati il contatto in gioco e da allora adesso mi giocano sempre insieme. Dunque, vediamo un po' questa volta cosa faranno. Sardo ancora con Zerg, Cromo con Tos, contro un altro avversario Zerg e un altro Tos, quindi è una partita dalle razze bilanciate. Mappa questa che permette un po' di strategie subdole, che richiede una buona capacità di autodifesa e di autosufficienza, perché comunque le due basi non sono molto vicine, cioè per aiutare l'alleato ci si mette del tempo e quindi si rischia di perdere la partita se due vanno ad attaccare uno subito. Presenta anche l'entrata sul retro, altra cosa che va sempre scoutata, come vediamo ad esempio con l'Overlord, oppure costruendo, per gli Zerg ovviamente non si può fare che con l'Overlord, con Tos e Terran si può costruire un edificio pilone o casetta che sia, insomma. Vediamo un po'. Apertura portale, assimilatore. Il sardo cosa sta facendo? Vediamo un attimino. Oh, grande sardo, Fast Exp al 13. Sì, fratello, io così ti voglio. Questa è la Fast Exp. Questa è la Fast Exp. Niente Fast Exp al 15, al 16, al 14, al 13. Quella è la Fast Exp. Ok, vediamo poi come prosegue la storia. Vabbè, qui aggressione massiccia alla sonda che era andata in perlustrazione, che viene massacrata. Frattempo qui vediamo una six pull, è partita subito, 6 ling che vanno in avanscoperta. Già, infatti, come possiamo vedere. E dove staranno andando questi 6 ling? Pare che non abbia visto quindi la seconda, cioè l'espansione. Oh, grande rischio con i lavoratori che, ricordiamo, droni super power, riescono a fare il loro lavoro. Tanto questi zerglini non sanno più che pesci pigliare. Attaccano la pull sta rischiando. Intanto un impalatore, i lavoratori tornano a picchiare gli zerglini, i quali sono costretti a ritirarsi. Sì, un pessimo uso direi di questi zergling, perché piuttosto poteva lasciarli a combattere contro i lavoratori, che almeno avrebbe fatto dei danni consistenti ai lavoratori. Ritirandoli così, insomma, non è che portano a granché. Lì c'è uno zelota che si è messo nel posto sbagliato. Ecco, zelota che fa parecchio danno contro gli zergling. Quindi in pratica si sono salvati. Possiamo andare a vedere quanti lavoratori ha perso il sardo. Ecco, ha perso 2 lavoratori. No, evidentemente deve aver perso qualcosa di più, perché 125 di minerale sono più di 2 lavoratori. Comunque ha perso solo 2 unità. Il viola ne ha perse 2 anche lui con 50, perché erano probabilmente 2 zergling, mentre l'uno di Cromo era quella sonda famosa persa. Ora vediamo che uno zelota si è infiltrato senza che nessuno se ne accorgesse. I lavoratori se la scappano, giustamente, perché insomma finché si tratta di zergling è un discorso, ma quando si tratta di zeloti la faccenda si fa molto più tosta. Però l'impalatore fa il suo lavoro, fa il suo sporco lavoro. Va bene, torniamo a vedere un po' le produzioni dopo questa piccola rissa di quartiere. Qui abbiamo 2 portali, 3 portali,
completata la ricerca, si stanno aprendo, ora si sta creando il quarto. Espansione anche per l'avversario, che ha smesso di mandare Zerglin perché sa che ormai non servirebbe più a nulla. Il Tosso sta andando di Concilio del Crepuscolo e primi... ah no, non prime, insomma, ha già fatto dei cannoni fotonici, sta facendo le prime ricerche. Male che non le sta cronobustando, non sta nemmeno cronobustando questa. Insomma, è un Tosso che dimentica l'esistenza del cronoboost, ma per il resto, insomma, la produzione per ora è quella è. La fast exp del Sardo è stata quindi difesa, è stata ben gestita, quindi per ora penso che come economia sarà ben messo. Nel frattempo l'altro Zerg appunto sta soltanto facendo del Vespene, la seconda espansione l'ha fatta solo ora, è molto indietro a livello economico, non ha ancora fatto nemmeno la ricerca per l'incremento metabolico, la sta facendo. Lui non ci sta nemmeno provando a farla, quindi probabilmente starà puntando a delle unità. Ecco, infatti sta puntando a Blatte, non a... Perché sta tenendo questo fuori? Boh. Nel frattempo espansione anche per Cromo. Ha fatto la fabbrica robotica, quindi ora vedremo appunto uscire un osservatore. 6 Blatte. Santuario oscuro. Beh, però è bello proprio, un santuario oscuro in concomitanza con il primo observer, mi sembra proprio una figata, ragazzi. Qui intanto play block per lui, che deve costruire altri piloni, evidentemente non se ne sta rendendo conto. Lo Zerg Staikos ha fatto una camera evolutiva. Sta puntando a espansione ulteriore. Non so se lo faccia per espandersi o per la fossa degli infestatori. Mi ricordo. Vediamo un po' cosa succede. Si sta rendendo produttiva la seconda espansione. Qua vediamo invece la seconda espansione del Sardo. Potrebbe fare altri droni, probabilmente adesso ha usato tutte le sue larve per andare di Blatte giù cattivo. Nessuno dei due Zerg sta espandendo il creep, questo è male. Ecco l'observer che ha visto il santuario oscuro, quindi della serie lo sappiamo. Infatti ecco, avevo notato al volo che c'era anche la mutazione di un overlord qua, eccolo, in custode. Quindi sono entrambi camera evolutiva, fossa di infestazione, observer ora dagli altri. No, bravi ragazzi, qua state facendo un ottimo lavoro di scouting tra observer, sì, praticamente lo state facendo con l'observer, però insomma molto utile, state facendo un buon lavoro. Qua espansione di una nuova Nexus proprio sotto casa di Cromo da parte dell'avversario Dark Vega. Cos'è che c'è qui sopra? Una sondina. Sì, che probabilmente è scesa giusto per depositare la base. Vista io andrei a demolirla, cioè l'hai vista, lo sai, vai, spacca. Questo è stato cretino, invece di farsela sotto casa qua ha deciso di farla sotto casa tua. Ecco, infatti giustamente vai, distrugge. Anche pingato. Qua cos'è che c'è? Uno Zergling e una sondina, e qui un altro Zergling. Quindi mentre loro stanno facendo un buon lavoro di scouting con gli observer, gli avversari stanno facendo un buon lavoro di controllo di mappa al centro. Ecco i primi due Dark Templar, che non avranno molto da fare perché appunto gli avversari si sono muniti bene con delle unità per vedere gli invisibili. Qua la base, fantastico, quindi sono arrivati giusto in tempo per una base completata, quindi questo significa che i minerali sono stati spesi e buttati. Due sonde non hanno sicuramente fatto in tempo a recuperare la spesa, quindi il vantaggio è netto. Qui vedo che il Sardo è un po' fermo sulla produzione di unità, starà continuando ad andare di evoluzione, non lo so, perché sta facendo un paio di infestor, perché come Blatt vedo che si è un po' fermato. Intanto vedo che si stanno moltiplicando i Dark Templar, in base stanno arrivando altri portali per poter creare tanti altri Dark Templar, un observer anche per loro.
Dovrebbe farsi l'espansione sovrannaturale, sto cretino, invece di andare a farsela in giro. Lo Zerg anche lui ha fatto qualche infestro, un osservatore, qualche blatta, mentre rimane l'osservatore di Cromo sulla sua base. Per ora non c'è un controllo dei cieli, perché l'avversario non sta, ecco che appunto sta facendo solo ora 3 spazioporti, mentre Cromo già sta facendo la sua prima lancia del vuoto. Qui non c'è il pinnacolo, neanche l'altro Zerg ha fatto il pinnacolo, non ci sono neanche i lanciaspore. Partita un po' senza la parte componente aerea, cosa che a me non può che dar soddisfazione, perché io non sono un amante delle partite con grandi scontri aerei. Ma ecco i 4 Dark Templar che si infiltrano. 50 danni a botta, ragazzi, fanno male, se non li sgami fanno male. Serve un observer, spostare i lavoratori al più presto, ed ecco l'observer, ed ecco i Dark Templar che fanno ciao! Quello è riuscito a scappare, non sia mai. Eccoci. Morto. Vabbè, qua dovrà ricostruire il pilone. Consiglio che, vabbè, tutti i TOS danno a situazioni come questa, e bisogna sempre costruire almeno un paio di piloni per ogni struttura, di modo che non siano dipendenti da un solo pilone, che non possano essere facilmente spente, come appunto è avvenuto in questo caso. L'esercito del sardo comincia a aumentare un pochino. Vediamo ricerche. No, questo è l'altro Zerg che sta facendo la ricerca per poter muovere le blatte sottoterra. In questo modo potrà avanzare senza essere visto. Vabbè, ma con tutti gli observer e custodi che sono stati fatti, cioè vabbè, esattamente come vengono visti i Dark Templar verranno visti anche insomma, le blatte sotterrate. Ora abbiamo questa visione quasi in prima persona di questa spia Zerg che non si sa bene dove stia andando. Sto mutaforma. Bluff, è diventato uno zerglino. Intanto il sardo penetra nella base nemica. Attenzione! Mentre lui va di marini di infestazione massiccia, il sardo invece è andato di crescita fungina sulle blatte, che però troppi marini infestati, sì. La crescita fungina è stata un'ottima cosa, ma i marini infestati hanno fatto la differenza, troppi, decisamente troppi. Dove sono gli infestor del viola? Li ha uccisi, cioè è riuscito a ucciderli l'infestor, ma è stato distrutto dalle blatte e i marine, sì, troppi marine. Qui, altri Dark Templar, questa volta sono arrivati in ritardo sono riusciti addirittura a distruggere una base. Beh, per questa situazione, Chrome, il suggerimento che ti posso dare è